Passata in vantaggio con un autogol, l'Acragas sabato con la Juve Stabia non è riuscita ad amministrare il risultato, finendo per soccombere, incassando il pareggio degli ospiti e il gol del 2-1 immediatamente dopo. Il mister Raffaele Di Napoli, che da sempre ha preso le difese dei propri ragazzi, anche stavolta si è caricato sulle proprie spalle il peso di una sconfitta che fa male, soprattutto per quel vantaggio arrivato a sorpresa che i biancoazzurri hanno sciupato incredibilmente. Sconfitta che ci sta, complimenti alla Juve Stabia e a Caserta. È una sconfitta che oggi è una sconfitta mia perché probabilmente non ho lavorato bene sulla testa dei ragazzi, mi assumo tutte le responsabilità io di questa sconfitta. Cos'è mancato oggi all'Acragas? Secondo me è mancato la preparazione, la convinzione, la cattiveria agonistica, la determinazione, eravamo molli e probabilmente in settimana ho lavorato male a non far capire l'importanza di questa gara, quindi il responsabile sono io e mi assumo tutte le responsabilità. Ha vinto la squadra più forte oggi? Sulla squadra più forte non lo so, sono sicuro che la mia squadra oggi non era nelle giuste condizioni, però dall'altra parte ci sono giocatori importanti, Paponi, Romero, giocatori importanti, squadra di categoria, complimenti a loro, hanno vinto meritatamente. Con la sconfitta l'Acragas ha interrotto la serie di risultati positivi. Dopo il pareggio di Napoli sostituisce Scrugli con Rotulo e a Moreo subentra Salvemini. Il risultato finale è di 2-1 per la Juve Stabia a Siracusa, dove l'Acragas continua il suo esilio. Un campo, quello di Siracusa, che non porta affatto bene stando alle statistiche, e la conferma è arrivata proprio sabato. Inutile dire che la squadra deve tornare a giocare all'Esseneto, la sua vera casa, dove il tifo deve rappresentare il 12° uomo. C'è ancora tempo per correre ai ripari, purché ci si metta al lavoro con serietà, tutti, ognuno per la sua parte.